Vicenza-Lecce, Antonello Brughini. All'intervallo al Romeo Menti, Vicenza 0, Lecce 0, primo tempo equilibrato, subito un'occhiata dunque agli schieramenti, partiamo naturalmente dal Vicenza. Domenico Di Carlo alla fine ha scelto questi 11, 4-3-1-2, Matteo Grandi in porta, Cappelletti, Pasini, Padella e Beruatto in difesa, Zonta, Rigoni e Cinelli a centrocampo, Giacomelli, il capitano e il trequartista, il tandem offensivo è formato da Gori e Jallov. Dall'altra parte il Lecce di Eugenio Corini, anche in questo caso 4-3-1-2 con il brasiliano Gabriel tra i pali, Maggio, Lucioni, Meccariello e Gallo in difesa, Maier, Julmand, Bjorkengren a centrocampo, Henderson sulla tre quarti, Pettinari e Massimo Coda, il capocannoniere del campionato di Serie B con 21 gol, sono i due attaccanti. L'arbitro della partita Antonio Giua di Olbia, per lui 40° gettone in Serie B. Vicenza 0, Lecce 0. Corsi. E la linea va a Vicenza, dove si gioca da 3 minuti. Vicenza 0, Lecce 0. Nel primo tempo Lecce vicino al gol con Pettinari, salvataggio sulla linea di porta di Passini. Vicenza invece sfortunatissimo sul colpo di testa del difensore Padella che centra l'incrocio dei pali. Adesso invece è la formazione salentina che ci prova dalla distanza con il trequartista scozzese Henderson che non inquadra la porta, pallone che termina sul fondo. Prima del via i giocatori del Vicenza hanno indossato una maglietta con la scritta Moro sempre con noi, per ricordare a 9 anni dalla tragica scomparsa Pier Mario Morosini, ex centrocampista biancorosso, morto, lo ricordiamo in seguito ad una crisi cardiaca durante Pescara-Livorno. Verona che avanza. Scusa lucido, ma c'è il vantaggio del Lecce a Vicenza. Al quinto minuto ha segnato Pettinari, cambia il parziale. Vicenza 0, Lecce 1. A te la linea. Vicenza, Dove quindi la situazione è cambiata. Adesso siamo al 7° minuto con la squadra ospite, la squadra salentina allenata da Eugenio Corini in vantaggio sul Vicenza per 1-0. Il gol di Stefano Pettinari al quinto minuto, un ex che non ha esultato, azione tutta in velocità sulla corsia di destra, il cross, poi c'è stata la deviazione sotto misura appunto dell'attaccante maglia numero 20. Attenzione però ancora al Lecce con Coda stavolta, poi la ribattuta del portiere, spreca tutto Bjorkengren, spreca l'occasione dello 0-2. Siamo all'8° minuto, Vicenza 0, Lecce 1. 14 minuti alla Menti, Vicenza 0, Lecce 1. Il Lecce, reduce lo ricordiamo dal KO casalingo contro la Spal, è partito fortissimo nel secondo tempo andando a segno con Pettinari e poi divorando il 2-0 con Henderson. Vicenza comunque vivo e reattivo, trascinato soprattutto dal suo capitano Stefano Giacomelli. 15° minuto, Vicenza 0, Lecce 1. Pallone in gioco, 17. Attenzione, c'è lo splendido pareggio del Vicenza, siamo al 18° minuto, ha segnato Jallov. Vicenza 1, Lecce 1. A te la linea. Vicenza, Capolavoro dunque del gambiano Jallov al 18° minuto, un destro da circa 20 metri, il pallone che improvvisamente si è abbassato ed è andato ad insaccarsi a mezza altezza a fil di palo alla destra del brasiliano Gabriel. Nulla da fare per l'estremo difensore del Lecce. Dunque la nuova situazione allo stadio Romeo Menti, partita veramente vibrante. Vicenza 1, Lecce 1. Senza conseguenze per lui, conseguenze ne ha riportate invece rispetto alla... Scusa Forletta, solo per segnalare il nuovo vantaggio del Lecce con Henderson. Vicenza 1, Lecce 2. A te la linea. Grazie. Vicenza, Attimi di paura, scontro di gioco durissimo tra Maggio e Giacomelli, ma per fortuna il capitano della formazione veneta si è rialzato e sembra addirittura in grado di riprendere il suo posto. Siamo al 29° minuto allo stadio Romeo Menti con il Lecce sempre avanti per 2-1, dunque vice capolista di nuovo avanti con la rete al 22° del secondo tempo firmata da Henderson, assist dalla destra di Massimo Coda, controllo e destro vincente, rasoterra dello scozzese, nulla da fare per Matteo Grandi. Con il pallone. Antonello Brughini ha accorciato le distanze il Brescia proprio con Alfredo Donnarumma e dunque quando siamo al 27° minuto cambia il parziale al Castellani, Empoli 3, Brescia 2. A te la linea. D'accordo Benini, dicevamo dunque del rasoterra vincente di Henderson per il nuovo vantaggio del Lecce qui a Romeo Menti. Il cronometro segna 28 minuti nel corso del secondo tempo. Vicenza 1, Lecce 2. Vicenza, La mezz'ora superata da 2 minuti allo stadio Romeo Menti, è sempre avanti la squadra ospite. Vicenza 1, Lecce 2. Attacca ancora il Lecce, il cross dalla destra, stavolta la pronta respinta di testa di Passini. Giacomelli purtroppo non ce l'ha fatta, è stato costretto ad uscire il capitano biancorosso e come detto ha avuto la peggio in uno scontro fortuito di gioco con Cristian Maggio, che è stato ammonito nella circostanza. Comunque sono abbastanza confortanti a quanto pare le condizioni di Giacomelli. Il Vicenza adesso attacca naturalmente
naturalmente alla ricerca del pari, ma le strade sono quasi tutte intasate. E la linea va a Vicenza. Gara in bilico anche qui, siamo al 38esimo minuto, Vicenza 1, Lecce 2, attacca ancora la formazione salentina con il giovanissimo Pablo Rodriguez che prova ad incunearsi nell'area di rigore avversaria, ma viene controllato benissimo dall'esperto Pasini. Dunque nulla di fatto, la squadra veneta, la squadra di casa, lo ricordiamo reduci da 2 sconfitte consecutive in trasferta contro Ascoli e Reggina, prova in qualche modo ad accelerare il ritmo, prova soprattutto a verticalizzare la sua manovra, ma la difesa salentina, la difesa del Lecce controlla senza particolari problemi. Empoli 4, Brescia 2, Vicenza. Qui siamo già nel primo minuto di recupero con il Lecce sempre in vantaggio sul Vicenza per 2-1. Rapidamente i marcatori, tutti nel secondo tempo. Pettinari al quinto minuto, poi il pareggio splendido, meraviglioso del Vicenza firmato da Yallov e la rete che sta decidendo questo confronto molto acceso, molto vibrante di Henderson al 22esimo. Ancora Lecce nella metacampo del Vicenza, insomma la volontà, la grandissima volontà del Vicenza, la qualità del Lecce, seconda forza del campionato. Secondo di recupero, Vicenza 1, Lecce 2. Andiamo a Vicenza. Ed è finita anche a Vicenza, ha vinto il Lecce, Lecce batte Vicenza 2-1, Pettinari al quinto minuto, poi il pareggio momentaneo del Vicenza firmato da Yallov, ha deciso il gol molto bello di Henderson al 22esimo del secondo tempo.